Graverà sulle famiglie per una cifra che si aggira sui 780 euro l'anno. Una batosta pesantissima in un momento di crisi, di difficoltà nel mondo del lavoro e di scarsità di servizi sociali. Ma abbattere l'IMU si può, volendo. Lo fa notare il consigliere Pidiellino Grigoletto, che lunedì, con una sua mozione, chiederà al Consiglio Comunale di Padova di dimezzare appunto l'imposta municipale unica. I comuni possono regolamentare questa imposta abbassando o alzando al massimo dello 0,2 lo 0,4, ovvero arrivando fino allo 0,6 o abbassandolo al minimo dello 0,2. C'è una data limite, quella del 31 marzo, ma insomma dimezzarla si può, così come si potrebbe anche abbatterla. Si può anche, sempre con delibera di Consiglio Comunale, andare completamente in detrazione di questo 0,2 e quindi azzerare completamente l'imposta. Qua sta di fatto di scelta tra comuni virtuosi e comuni non virtuosi sulle basi chiaramente del patto di stabilità che i comuni hanno. In un periodo come questo difficilmente i comuni rinunceranno a una tassa così consistente. Dipende, sottolinea il consigliere, dalle politiche familiari che si vogliono attuare. In più sarebbe anche possibile abbassare il parametro applicato ai beni immobili come fabbricati strumentali delle imprese da 0,76 a 0,4%. I 3 punti sono tutti nella mozione che in contemporanea viene presentata anche in molti comuni sia in Regione Veneto che in tutta Italia. La mozione che il consigliere Grigoletto presenterà oggi a Padova è già stata protocollata nei comuni padovani di Piazzola sul Brenta e Maserà, è in arrivo in altri 12 comuni e in Veneto puntiamo a presentarla in 60 comuni.